Palazzo Spada è certamente uno dei più begli esempi di Rinascimento romano. Fu fatto costruire nel corso del Cinquecento da un cardinale, Girolamo Capoferro, e nel 1632 fu acquistato da un altro prelato, Bernardino Spada. Oggi ospita una galleria che ha delle preziosissime opere in mostra, fra cui una colossale statua di Pompeo Magno, sotto la quale, racconta la tradizione, fu pugnalato Giulio Cesare. Bernardino Spada incaricò uno dei maggiori architetti dell'epoca, Francesco Borromini, di arricchire la sua nuova dimora seguendo i dettami artistici e architettonici dell'epoca. Fra le splendide realizzazioni che Borromini fece per questo palazzo, sicuramente non può mancare una visita alla galleria esterna che si affaccia su un cortile del palazzo e che è lunga 37 metri. Finisce con un piccolo giardino dove è collocata una colossale statua di Marte. Al di là della sua straordinaria bellezza, questa galleria nasconde però una sorpresa, e la sorpresa è dettata non tanto dal fatto che io man mano che mi ci inoltro sto diventando un gigante, ma dal fatto che questa è una falsa prospettiva e che i 37 metri colti dall'occhio in realtà sono solamente 8. Anche la statua colossale di Marte collocata alla fine del giardino è, per la verità, un anerottolo alto poco più di mezzo metro. Quello che è uno splendido gioiello di architettura è così anche uno splendido gioiello di matematica. Francesco Borromini si fece aiutare da un frate matematico, Giovanni Maria da Bitonto, nella costruzione di questo spazio, che presenta soffitto e pavimento digradanti, altezze e spazi diverse nelle colonne e nei fregi, e in generale un calcolo appunto matematico che serve a ingannare l'occhio, per dare vita a questa galleria che nel suo essere assolutamente reale è anche assolutamente falsa, ma che costituisce ancora oggi uno dei gioielli più preziosi e segreti della Roma nascosta.